Davide Michalic, GM della Pius SA, che ha perso con l'onore delle armi, no? Contro la Moncado Agrigento, anche se si tratta del 4 di settembre, è stata una partita vera, no? Una partita vera, ma Agrigento ha dimostrato quali sono le sue capacità, una squadra che gioca molto bene a pallacanestro, che gioca a memoria, un grande feeling si vede fra l'allenatore e la sua squadra, quindi è una squadra che abbiamo capito anche oggi noi perché è arrivata in finale lo scorso anno, ha sfiorato la promozione in Serie A. Noi devo dire però abbiamo fatto la nostra bella figura perché abbiamo subito all'inizio un break, però non siamo disuniti, la squadra ha mostrato grande determinazione, grande coralità, grande voglia di far bene. Penso che il pubblico si sia divertito al di là del finale, del risultato che ci penalizza, ma assolutamente ci sta. Credo che a turno un po' tutti abbiano dimostrato di esserci. Mi piace questa squadra, mi piace molto, poi sai io mi sbilancio, poi magari leggo quattro sventole in faccia, però le impressioni sono di una squadra che ci farà divertire. La manina, l'ho detto in cronaca di coach Lardo, si sta vedendo. Sai, Lino, vecchio Marpione, la squadra la sta gestendo da par suo, io li seguo ogni giorno, per quello che arrivo vengo a vedere sempre un pezzo di allenamento, la squadra si allena bene, in clima assolutamente sereno, lui li gestisce e soprattutto sta cercando di pilotare molto i due playmaker, lui era un playmaker e lì sta lavorando ovviamente, no? Quindi speriamo che Marchetti e Nobile sfruttino l'opportunità, hai visto anche in panchina, grande leadership, ma lo sapevamo, Lino è una sicurezza per noi.